Ci siamo visti oggi qui a Belluno, nel mio retro si vede appunto la sala consigliare di questo comune, per discutere sulla questione delle province della Regione Veneto in particolare e della normativa che appunto di riordino delle province italiane. L'oggetto naturalmente, visto che siamo a Belluno, è la provincia di Belluno, argomento dibattuto e discusso anche nell'ambito in sede di comuni bellunesi nei giorni scorsi, che si sono riuniti varando e votando un ordine del giorno per il sostegno e il mantenimento della provincia che ha una situazione del tutto peculiare rispetto alle altre province del Veneto, perché è l'unica provincia che ha una densità di popolazione che è al di sotto di 100 abitanti per chilometro quadro, addirittura 58 vedete qua nella tabella. Di conseguenza questa situazione è particolarissima che la rende totalmente diversa dalle altre province del Veneto stesso. Al di là di questi parametri c'è una situazione che la provincia è totalmente montana e conseguentemente l'ente provincia è un ente di riferimento per tutte quante le funzioni che i comuni comunque espletano per conto loro, ma che hanno bisogno del sostegno politico e la presenza della provincia sul territorio per tutte quante quei servizi che poi la provincia stessa fanno capo e fanno riferimento. Mi riferisco alle scuole, mi riferisco al trasporto urbano e ad altre cose che sono in mano espressamente all'ente provincia, non per ultimo anche la gestione dei rifiuti solidi urbani. Per cui la caduta della provincia porrebbe sicuramente i comuni della Bellunese in grosse difficoltà gestionali, al di là poi delle risorse che verrebbero a mancare probabilmente per il territorio. Ecco che siamo visti oggi appunto per capire qual è la problematica specifica della provincia di Belluno e riportarla quindi in un contenitore più ampio che quello della regione in modo da poterne discutere in sede più allargata.